Escort positiva a Crotone dopo un tampone effettuato nei giorni scorsi, la donna ha fatto perdere le proprie tracce. Cittadini preoccupati per la paventata chiusura della farmacia territoriale di Rende, un servizio ritenuto indispensabile. Un ragazzo di 21 anni tenta il suicidio dopo una delusione d'amore, salvato dai carabinieri a Rende. 1,5 milioni di euro stanziato dalla Regione per le 6 terme calabresi, creato il logo Le Vie dell'Acqua. Il Consiglio dei Ministri ha deciso lo scioglimento dei consigli comunali di Cutro e Santa Eufemia d'Aspromonte per infiltrazioni mafiose. Ben ritrovati dalla redazione del TG10. Apriamo con il caso della Escort che sta facendo preoccupare davvero molto i sanitari. Rapporti a rischio per decine di crotonesi che hanno frequentato una Escort risultata, lo dicevamo, positiva. La donna di nazionalità straniera ha fatto perdere le proprie tracce, rendendo l'indagine dell'azienda sanitaria provinciale di Crotone davvero molto complicata. Intanto i primi esami sui tamponi effettuati a Santa Maria del Cedro, dove sono stati scoperti 3 soggetti positivi, hanno dato esito negativo, ma lo screening continua. Vediamo. Era già successo a Modica, in Sicilia, quando una volta scoperta la positività al Covid di una escort peruviana, decine di clienti si sono dovuti sottoporre al tampone. Adesso anche a Crotone c'è preoccupazione tra i clienti di una escort straniera, risultata positiva e svanita nel nulla. Un'indagine epidemiologica già di per sé complicata, resa quasi impossibile dalla mancata collaborazione della donna che ha fatto perdere le proprie tracce nel pomeriggio di ieri. Quanti uomini avrà incontrato la donna? Individuarla con precisione aiuterebbe di sicuro a circoscrivere la cerchia di soggetti a rischio che nel frattempo avranno avuto altri contatti tra familiari e conoscenti. Insomma, una situazione delicata da gestire per l'ASP di Crotone. Nel frattempo sono risultati negativi i tamponi effettuati ed esaminati tra i conoscenti e familiari dei soggetti positivi di Santa Maria del Cedro, mentre è emersa una positività a Rossano. Si tratta di un soggetto venuto a contatto con un altro contagiato. La preoccupazione inevitabilmente cresce, anche perché l'estate favorisce gli assembramenti. Dalla prossima settimana sarà l'esercito a vigilare sulla Movida calabrese. Il 24° Reggimento Artiglieria Peloritani sarà dislocato tra San Gineto, Diamante e Scalea. E c'è una precisazione da fare sul caso di Rossano perché il vacanziere è già in isolamento in quanto contattato dall'ASP di Bologna in seguito ad un accertamento di un caso positivo nel gruppo di rientro dalla Croazia. Il bollettino della regione di oggi: in Calabria ci sono 4 nuovi contagi. Vediamo. In Calabria ad oggi sono stati effettuati 125.275 tamponi. Le persone risultate positive al coronavirus sono 1.287 più 4 rispetto a ieri. Quelle negative sono 123.988. Territorialmente i casi positivi sono così distribuiti: Catanzaro 4 in reparto, 184 guariti, 33 deceduti; Cosenza 1 in reparto, 21 in isolamento domiciliare, 437 guariti, 34 deceduti; Reggio Calabria 2 in reparto, 13 in isolamento domiciliare, 268 guariti, 19 deceduti; Crotone 3 in isolamento domiciliare, 113 guariti, 6 deceduti; Vibo Valentia 3 in isolamento domiciliare, 82 guariti, 5 deceduti. Dall'ultima rilevazione le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 28.590. Una decisione assurda, così Rifondazione Comunista, sulla scelta di chiudere la farmacia territoriale di Rende e costringere gli utenti a recarsi ad Acri o San Giovanni in Fiore. Il partito si sta mobilitando per scongiurare la chiusura della struttura che fornisce i farmaci salvavita nell'Interland cosentino. Vediamo.
Qualcuno perlomeno dovrà spiegare la ratio che porterà alla riorganizzazione del servizio di distribuzione dei farmaci che al 18 agosto prossimo non saranno più a disposizione degli utenti presso la farmacia territoriale di Rende, ma dislocati ad Acri e San Giovanni in Fiore. Un provvedimento emesso dall'ASP di Cosenza il 3 agosto che sta facendo discutere e preoccupa chi ha necessità di rifornirsi di farmaci salvavita che dai prossimi giorni sarà costretto a girovagare per la provincia. Abbiamo avuto tante chiamate per questa altra aberrazione che si perpetua contro la sanità pubblica. Noi pensavamo prima che era uno scherzo di mezz'estate, invece sembra che questa importante struttura che dà i farmaci salvavite ai pazienti dal 18 di agosto chiuderà e con un discorso veramente di barbarie, diciamo, dal punto di vista della mente umana. Come si fa a mandare dei pazienti che già la quotidianità ferita e umiliata di questa sanità calabrese li devono mandare, magari quelli che hanno la residenza a Rende devono andare ad Acri, quelli di Cosenza devono andare a San Giovanni in Fiore, e dato che l'utenza è molto importante e diciamo anche di quantità, vorrei capire in pieno Covid-19 come è possibile fare queste transumanze. E non solo, in pieno inverno come è possibile andare ad Acri o a San Giovanni in Fiore? Noi ci stiamo attivando, lunedì io sarò dal prefetto per verificare la veridicità e nello stesso momento domani sono in contatto telefonico con il ministro, il compagno Speranza, per capire meglio quello che possiamo fare. Di certo il 18 saremo davanti il presidio della farmacia territoriale per augurarci che non chiuda. Tenta il suicidio dopo una delusione d'amore. Il giovane, uno studente universitario fuori sede, è stato salvato dai carabinieri a Rende. Ad allertare i militari sono stati i genitori del ragazzo. Vediamo. È fuori pericolo, ricoverato all'Annunziata di Cosenza, il giovane studente universitario che ha tentato il suicidio a causa di una delusione d'amore. Solo il tempestivo intervento dei carabinieri di Rende ha evitato il peggio. Il giovane, 21 anni, studente universitario fuori sede, dopo aver inviato un messaggio ad un'amica, ha cercato di togliersi la vita, tagliandosi i polsi e stringendosi un cavo intorno al collo ancorato all'anta di un armadio dell'abitazione. I militari della compagnia di Rende, allertati telefonicamente dai genitori del ragazzo, sono riusciti a raggiungere la palazzina dove vive il 21enne e dopo aver sfondato la porta d'ingresso hanno soccorso il ragazzo ormai agonizzante, tagliando il cavo che gli stringeva il collo, tamponando le ferite ai polsi e praticandogli un massaggio cardiaco. Uno dei carabinieri durante le operazioni di soccorso si è procurato una ferita alla mano, un intervento che ha salvato la vita al giovane, che è stato poi affidato alle cure dei sanitari del 118. L'ambulanza con le sirene spiegate verso il nosocomio Bruzio, la madre e il padre con il cuore in gola, la paura che lascia il posto alla speranza, una famiglia che non dimenticherà mai l'intervento dei carabinieri a cui devono la vita del figlio. È stata scoperta una nuova piantagione di cannabis nel Reggino. Era tra i rovi, sono stati arrestati zio e nipote. Vediamo. Pensavano che non sarebbe mai stata trovata. Due uomini, zio e nipote Pasquale Fossari, 51 anni di Melicucco, pregiudicato, e Francesco Fossari, 26 anni, incensurato anche lui di Melicucco, avevano scavato tra i rovi in una località impervia circondata da fitti boschi tra i comuni di Anoia e Melicucco una piantagione di marijuana. Previsioni le loro sbagliate, visto e considerato che i carabinieri della stazione di Cinquefrondi della compagnia di Taurianova, insieme ai colleghi dello squadrone eliportato di Vibo Valentia, nel corso di continui rastrellamenti sono riusciti a scoprire anche questa coltivazione. A mettere in allerta i militari l'inconfondibile e acre odore della cannabis e sospetti rumori provenienti proprio dall'area in cui la piantagione è stata individuata. Avvicinandosi al luogo, i carabinieri hanno visto un muro vero e proprio di rovi e sterpaglie assolutamente impenetrabile. Con attenzione e pazienza hanno cercato un accesso, trovandolo, una sorta di
porta naturale fatta di piante e legna, da cui si accedeva ad un tunnel dal quale a sua volta si passava direttamente nella piantagione. Zio e nipote dunque avevano messo a posto ogni cosa, almeno pensavano di averlo fatto. Mentre i militari penetravano nella boscaglia, i due coltivatori erano impegnati sul posto nella cura delle piante, in tutto 211, alte tra i 30 cm e il 1,70 m. Il prodotto ricavato e venduto al dettaglio avrebbe fruttato decine e decine di migliaia di euro. I due fossari sono stati arrestati proprio perché colti in flagranza di reato. E altri due comuni sono stati sciolti per ingerenze dell''ndrangheta in Calabria. Il Consiglio Comunale di Cutro, il cui scioglimento è stato deliberato dal Consiglio dei Ministri, era stato sospeso lo scorso 3 luglio dopo le dimissioni divenute irrevocabili del sindaco Salvatore Di Buono, eletto nel giugno 2016 alla guida di una lista civica. La decisione del sindaco era scaturita a seguito delle fibrillazioni politiche intervenute nella maggioranza a seguito degli esiti dell'operazione Thomas della direzione distrettuale antimafia di Catanzaro, che aveva coinvolto un ex dirigente dell'ufficio tecnico comunale. A seguito di quella vicenda la prefettura di Crotone aveva insediato una commissione d'accesso antimafia. Lo scioglimento del Consiglio Comunale di Santa Eufemia ad Aspromonte nel Reggino fa seguito all'operazione EIFEMOS della DDA di Reggio Calabria, che ha portato all'esecuzione di 65 ordinanze di custodia cautelare, di cui 53 in carcere e 12 agli arresti domiciliari. Nell'inchiesta sui condizionamenti delle cosche all'interno dell'ente venne posto ai domiciliari anche il sindaco Domenico Creazzo, eletto da poco consigliere regionale, insieme agli altri amministratori e consiglieri. Cambiamo ancora argomento, un investimento cospicuo, più di 1 milione di euro e la creazione di un logo per le terme calabresi. Il progetto si chiama Le Vie dell'Acqua ed è stato presentato dalla Presidente in un incontro con i rappresentanti del sistema termale calabrese. Vediamo. 1,5 milioni di euro destinate alle 6 terme storiche calabresi. Oggi il bando è quanto messo in campo dalla Regione Calabria. Presidente e assessori hanno incontrato i responsabili del sistema termale regionale, ascoltando le richieste e le difficoltà, conseguenze, eredità del lockdown e delle rigide normative anti-Covid. Presentato il progetto Le Vie dell'Acqua. C'è un turismo termale importante. Turismo da un lato, servizio termale altrettanto, che è molto forte in Calabria, quindi annunciamo pure oggi verrà pubblicato il primo bando di misura Covid, per cui interverremo per il sostegno delle terme che hanno subito gravissimi danni dal Covid, e nei prossimi giorni una nuova misura per l'ampliamento e il sostentamento appunto del sistema termale. Le terme sono parti importanti del comparto turistico, ecco perché si è deciso di sostenerle anche con un logo e per il settore si tracciano i primi bilanci. Un logo di Terme di Calabria, insomma, quindi stiamo organizzando tutti i settori. Sul turismo mi pare che tutti gli interventi, abbiamo fatto i bandi di diversi settori che hanno riguardato, quindi lunedì escono anche le agenzie di viaggio sull'incoming, gli alberghi, Lavora Calabria, Riapri Calabria, Sta in Calabria, il bando sui giovani ci ha permesso di poter dire, ancora i dati non sono ufficiali, che quest'agosto doveva essere una stagione persa e sono dati confortanti e parrebbe, lo voteremo a fine agosto, che la Calabria è stata ed è la prima destinazione turistica oggi in Italia. Insomma, per noi è una soddisfazione. È ovvio che le terme sono un pezzo di questa accoglienza, di questa grande dimora e soprattutto nel 2020 avere un 2021 fantastico, dobbiamo dare il massimo. Ed è positivo il bilancio di presenze per la prima settimana d'apertura delle Terme Luigiane. Cure in sicurezza secondo le norme anti-Covid e richieste in linea con gli anni scorsi. Vediamo. 750 presenze per la prima settimana di apertura delle Terme Luigiane. La struttura ha accolto anche le istanze dei comuni di Rende, Aprigliano e San Benedettulano, interessati a garantire ai gruppi di anziani le cure termali, sicurezza e rispetto delle regole anti-Covid, il must dell'estate 2020. I pazienti confermano
e i pazienti sono soddisfatti di tutte le misure adottate, per cui noi siamo sereni e fiduciosi anche nella loro collaborazione, perché è gente molto rispettosa. Arrivano anche da fuori regione, si tratta per lo più di gente che già conosce la qualità dei servizi e ha deciso di tornare. Quest'anno ho deciso di fare i fanghi, i bagni, e adesso devo iniziare, oggi è il primo giorno, dopo effettuata la visita procederemo in merito. Sono ritornato tranquillo, ho visto appunto fuori il discorso di stanziamento nei minimi particolari, via. Quest'anno non saranno effettuate le inalazioni con getto di vapore, l'umace, le nebulizzazioni, mentre sarà messa a disposizione la ventilazione polmonare indicata nelle broncopatie croniche. Va ricordato anche che il parco termale Acquaviva, gli ingressi e la permanenza nelle piscine sono contingentati. Nonostante le restrizioni, le richieste sono tante. Quest'anno abbiamo avuto tantissime richieste anche per i bandi, quelli riservati, diciamo, alla fascia d'età alta, promossi dall'INPS, gestiti dalle agenzie di viaggio. Abbiamo lavorato in stretta collaborazione con le agenzie di viaggio, anche grazie, devo dire, all'utilizzo dei bonus vacanze, che è stato un intervento a livello governativo che alla fine si è rivelato comunque positivo, perché ha creato movimento, ha creato indotto. Ci tengo a sottolineare che le nostre strutture hanno aderito immediatamente appunto al bonus vacanze e poi ci sono i clienti storici che non rinunciano alla vacanza termale perché è legata al loro benessere durante la stagione invernale. Fare le cure d'estate significa poter stare bene durante l'inverno e quindi ritengono fondamentale riuscire a fruirne. Ancora per il turismo c'è un settore, quello delle agenzie di viaggio, che è in forte crisi. Intanto si denuncia il bonus vacanze non ha funzionato e poi si chiede sostegno al governo. Vediamo. Il bonus vacanze non ha funzionato, le agenzie di viaggio bocciano la misura pensata dal governo e che nelle intenzioni avrebbe dovuto incentivare le partenze e ridare fiato alla filiera del turismo, tra cui le agenzie di viaggio fortemente penalizzate dal Covid. Secondo noi l'utilizzo del bonus vacanza non è andato al massimo, è una misura che non ha portato quello che effettivamente si voleva. Prima di tutto perché non è passato totalmente tramite le agenzie di viaggi, che sarebbero stato il canale indicato per poterlo canalizzare al massimo, perché ogni agenzia di viaggio a seguito ha un pacchetto clienti e avrebbe potuto in ogni modo poterlo pubblicizzare in un certo modo. Io da quello che riesco a capire sono circa 250 strutture che hanno aderito in Calabria per quanto riguarda i bonus, quelli in Calabria, e sta in Calabria quelli regionali. Quindi questo penso che sia una percentuale bassissima di convenzioni che si sono avute. I dépliant da sogno fanno bella mostra di sé. Nelle agenzie di viaggio nessuno li sfoglia e gli addetti ai lavori, da mesi fermi, denunciano il collasso del settore e chiedono interventi concreti. Chi parla di questa ripresa del nostro settore purtroppo non ha le idee chiare. Siamo un settore fortemente in crisi, stiamo cercando in tutti i modi di poter risalire, ma è difficile. Noi non vediamo un futuro roseo per il nostro settore, quindi stiamo un attimo ricercando alle istituzioni, con il decreto che ieri è stato varato sul turismo, sarebbe un quarto di quello che effettivamente abbiamo necessità noi come filiera turistica nazionale. Speriamo bene che sia ampliato il fondo perduto almeno per 4 mesi per il nostro settore a livello nazionale, che i fondi che rimarranno non spesi per quanto riguarda i voucher in Calabria e sta in Calabria vengono un attimo ripartiti ancora di più per i settori che hanno avuto delle forti perdite, in questo caso le agenzie di viaggi e turismo assolutamente rientrano in questo, e speriamo alla fine che almeno la ripartenza ci sia presto.
Lo sport inizia il nuovo corso per il Catanzaro, che ha affidato la panchina ad un allenatore emergente. Antonio Calabro si è messo già in mostra con Virtus Francavilla e Viterbese. Sarà un campionato molto competitivo, ha detto il tecnico, daremo il massimo. Vediamo. È un restyling deciso quello realizzato a Catanzaro. Massimo Cerri, direttore sportivo, Diego Foresti, direttore generale, Antonio Calabro, allenatore. Si volta pagina per tentare il salto di categoria in un girone che sarà, come sempre e forse ancora di più, competitivo. Girone duro, infernale, se sono i presupposti, se verranno confermati quelli che ci sono, sarà un girone dove ci saranno tante squadre che oggi andranno a presentare il campionato per poterlo vincere, no? Per poter arrivare primi in classifica, cosa che noi oggi non abbiamo fatto, ma che in maniera molto umile, in maniera molto cosciente del fatto che questo può arrivare soltanto in un percorso ricco di insidie, in un percorso dove tutti dobbiamo dare più di quello che noi abbiamo. Nel calcio non si può promettere un risultato, ma di certo si può fare di tutto per raggiungerlo. È questa la filosofia dell'allenatore. Vedo nella mia voglia, nel mio atteggiamento, nei miei sogni, quello che poi sognano i tifosi del Catanzaro. È ovvio che non mi permetterei mai di mancare di rispetto a livello di comunicazione con questi tifosi, perché io, essendo un ragazzo del sud, so che cosa vuol dire promettere le cose. Io non posso promettere che vinciamo, non posso promettere nulla se poi non sono convinto di poter mantenere. Io posso promettere che ci metterò tutto me stesso e anche di più. Il tecnico, che si è affermato con Virtus Francavilla e Viterbese, vuole che grinta e determinazione siano le basi sulle quali costruire una squadra vincente. Il calcio è organizzazione. Saper valutare i momenti della partita, quando dover fare un determinato tipo di gioco e quando dover fare un altro. I giocatori dovranno sapere e avere le idee chiare su quello che andremo a fare in campo. Quindi mi piace un gioco dove, se abbiamo la possibilità di fare gol, si deve sfruttare. Quando c'è la possibilità di verticalizzare si verticalizza, quando non c'è si fa altro, e quindi si fa anche un possesso che non deve essere sterile di per sé, ma che deve portare poi ad andare dritti per dritti, quindi andare verso la porta. Vi portiamo adesso a Morano Calabro per una bella iniziativa, si chiama Chiese Aperte ed è un viaggio alla scoperta del patrimonio. Vediamo. Da giovedì scorso e per il mese di settembre le 3 chiese collegiate di Morano Calabro, Santi Apostoli Pietro e Paolo, Santa Maria Maddalena, San Nicola di Bari, veri e propri musei stanziali costellati di opere d'arte, arredi e architetture di primissimo livello, resteranno aperte dal lunedì al sabato dalle 9 alle 13 e dalle 15:30 alle 19:30, fatti salvi gli interventi delle celebrazioni liturgiche, durante le quali non sono ovviamente consentiti spostamenti di persone. Ai visitatori è offerta la possibilità di ammirare i sacri luoghi in perfetta sicurezza e nella piena osservanza delle misure anti-Covid emanate sinora dalle istituzioni centrali e periferiche. Inoltre, in armonia con le parrocchie con le quali è stato sottoscritto un articolato protocollo d'intesa che disciplina modalità e tempi del servizio, sono stati predisposti gli accessi, i percorsi e le uscite. Al personale, opportunamente istruito dal Comune, è affidato il compito di garantire la fruibilità dei siti, di assistere i turisti e supervisionare i comportamenti tenuti all'interno del tempio. Un segnale di speranza per la nostra comunità e in generale per il sistema produttivo locale, affermano il sindaco Niccolò De Bartolo e i consiglieri Mario Donadio e Salvatore Siliveri. In un frangente molto delicato come l'attuale è caratterizzato da una marcata incertezza e da un senso di smarrimento causati dalla pandemia in corso, pensiamo che riaprire al pubblico i nostri tesori costituisca un paradigma di rinascita per la cittadinanza e per gli operatori turistici e dell'accoglienza in generale. Nonostante le difficoltà legate alla normativa in materia di prevenzione sanitaria, siamo riusciti a raggiungere un accordo con le parrocchie e a condividere con esse
soddisfasse le esigenze degli attori in campo, sebbene il ritardo rispetto agli anni precedenti, a fronte delle riserve emerse nella lunga e complessa trattativa che ha coinvolto più soggetti, consideriamo l'intesa un buon punto di partenza per arrivare preparati, confidando nella clemenza del virus e nei progressi della medicina alla prossima stagione. Chiudiamo con le previsioni del tempo. Sarà un fine settimana caratterizzato da residua instabilità, in particolar modo nelle zone interne. Le temperature si manterranno ancora sotto le medie del periodo di qualche grado. Domani, nella notte al primo mattino, non sono da escludersi brevi ed occasionali piovaschi su medio e basso Tirreno. Sereno o poco nuvoloso altrove. Durante le ore centrali, però, aumento della nuvolosità con rovesci sparsi sulle zone interne. Temperature in lieve aumento. Passiamo a mari e venti. Domani mari poco mossi o mossi, venti deboli da ovest-nord-ovest. Per essere sempre aggiornati sull'evoluzione delle condizioni meteo, vi rimando, oltre al nostro sito www.meteoincalabria.com, anche alla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. È tutto, ci fermiamo qui, grazie per essere stati con noi, grazie in regia a Michele Cava e in messa in onda Giuseppe Costanzo, vi auguriamo un buon proseguimento e un felice weekend.